Buonasera a tutti, visitivo ite novas de oie, dia 23 de maio 2020. Chimbe, a te la scusare poedisi, ma po' entrati in studio troppo in ritardo, non fa chiappi in tempo e poi vai a stata la problematica da risolvere, quindi va bene, anche la brincata, la dia di recuperiamo gioia, però da la diretta di questo bello dibattito, questa bella ragionata che mi è stata su adesso il libro di Ciriaco, Ofedu Stella Mea. Bene, andiamo da innanzi, vediamo come si presenta Toia Sadie si presenta le goe, che in questa nube che si sono accurzianne, insomma, però insomma, questo tempo si sono allargando un po', come no che pariana prusu attaccata a zappare, puscar casa, però come abitare dai nocche, si studio, lo che lo si presenta da chissà nube, sono un po' che pullas casa. Ecco qua, questa è panoramica vista da che in puscampo, insomma. In dimolita non era sotto la vallo de oie, non era ta coculato fino a Sasunni, che poi spalazzato in un pacco e ha salvato però non musta carchi guttio, insomma, de abba. Scusate, fino a 7 de 0. 22 gradi la temperatura massima, 9 gradi la temperatura minima. E dimostra sabato coculato, insomma, mezzo coculato, potuto già dire, pezzi che da essa schimbi in poi che spalazzata adesso tutto. 22 gradi al massimo, 11 gradi al minimo. Bene. Eresi, è stato questo bello dibattito che il relatore pure del Gabbale, Dio Carro, Giraco Feggio e Credo Bannino, coordinata Marilena Orunesu e presenta Giusy Massida, iniziativa bibliotecaria Baia Sentemetta, Baia, ecco qua, intanto non ha partecipato a questo dibattito, un libro vai a venire a Cristino di sul liceo, vai a che parte di un gruppo di studio e poi andiamo qui. Il libro è veramente interessante, abbiamo ragionato, ho partecipato pure io al suo dibattito, ho partecipato e buona sicuro che ne ha la pena. Stella Mea. Toccamento, potuto che collano in strada del cuore, dai lunedì cominciano lo travaglio di pavimentazione, ricordi anche il supplemento del cemento. Ma hanno raccomandato il frontista, ecco che no che la sono preparando, e chi dai lunedì si strada praticamente è inibita, né si prodo al diese, possa la macchina all'epiasa e prodotto a chitta possa la macchina a pesante, stratore e così via, e poi bestiamene, prodotto a chitta inibita. Praticamente cominciano dai lunedì, ammesso che lunedì che completa il suo travaglio, martedì e mercoledì non vi potete colare nessuno e poi tutto la chitta no mezzo spesante casa il cemento si secca, cioè proprio si secca si sorata poschiate si sorata specialmente, insomma. Bene, Bosamento sul 31 questa bella iniziativa, visite ed ecografie senologiche, tiroide 31 maggio, i suppoli ambulatori. Ecco qua, vamos poi su 20 battle, cioè Crasa, su memoria Clemente Biondetti, Vatus a macchina da bici, alla fa che vedere, la espongono in piazza, la espongono a essere visibile, poi tutta una bella cosa a Beru e poi già socio a Chimusu in contemporanea e in collaborazione organizzata un'accoglienza, organizzata, via che incanto da tenore, proprio che Saida del sostenere, ecco, la macchina schi, basta da zappare, sono questa che si vede no che ne sprendono sono tante insomma, ecco, ma come te la stai vedendo che ha già un bello pacco, ecco qua, tutto macchina d'epoca, veramente meta bella.
Poi sempre Sprovacchimolo, su 20 Kim, bestia su moto raduno, che comincia da 19, si pacca tacchiri iscritti a 40 euro, e adesso è concordato tutto in BT-Rex, e quindi scompresi sono 40 euro, caffè di benvenuto, pranzo, gadget, ingresso con visita guidata al parco BT-Rex e tante altre belle cose, insomma. Poi posso informare Giorgio 331 36 50 Kimbe 622, Giancarlo 329 90 Kimbe 30 Battero Tichentoso e unici. Arriviamo da sul giornale e poi iscritti a Battaglia di nuovo. Ecco qua. Scuola forestale si riparte, questo siamo da De Nugolo, la regione stanzia 25 milioni per riportare in città il polo formativo. Quindi chi è interessato a si iscrivere a scuola forestale, dopo lo spostamento a Pula, perché l'amministrazione non aveva speso i soldi, e quindi come Torre Cannugaro, questa scuola forestale, chi è che rete approfittare, insomma, nata opportunità. Allora, oggi l'ultimo addio al dottor De Serra, ma lo leghiamo in Unione Sarda e sa Nuova Sardegna chieste pure è specifico questo articolo. L'accusato di omicidio non risponde al GIP, siamo nel danno del Contena, che ammette solo sul soprannome. Sì, mi chiamo Ridotta. Mi chiamo Ridotta e insomma non è scritto. In paese mi chiamano Ridotta, solo questo ha detto Pietro Contena ieri nel carcere di Badue Carros davanti al GIP Giovanni Angelicchio e al pubblico ministero Irene Ossata nell'interrogatorio di garanzia. Ammissione banale, ma per gli inquirenti un tassello nel mosaico dell'omicidio di Luca Gozzi, ucciso il 4 agosto 2023 ad Orune. Contena, difeso da Giuseppe Talana, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Namore innantisi, Pecorino Romano DOP, tuteliamo le razze locali. Agri insieme e scontro sulla modifica del disciplinare. Scontro con il consorzio del Pecorino Romano. Il Pecorino Romano DOP è molto più di un formaggio, è un bene pubblico europeo, simbolo di un'identità rurale e territoriale da difendere. Al centro del confronto che anima in queste settimane il dibattito tra Regione Sardegna, Consorzio di tutela allevatori appunto De Maodi e mondo della trasformazione. C'è la proposta di modifica del disciplinare produttivo del DOP, una proposta che ha riacceso le tensioni tra chi chiede l'apertura all'uso di latte proveniente da razze ovine esterne, come quelle francesi e israeliane, e chi, come buona parte della cooperazione sarda, rivendica la centralità delle razze locali. Assolutamente, d'accordo. Einstein Telescopo, incontro con i sindaci, l'assessore Spanedda, grande occasione. Prosegue il lavoro della regione sul progetto Einstein Telescope, l'infrastruttura scientifica candidata dall'Italia a sorgere nell'area di Sosenato nel comune di Lula. Ieri mattina l'assessore regionale dell'urbanistica Francesco Spanedda ha incontrato a Cagliari i sindaci dei comuni direttamente coinvolti, Mario Calia, Giuseppe Ciccolini, Clara Michelangeli e il vice sindaco di Orune, Luigi Deiana. Va bene. Orune oggi dà l'ultimo saluto al medico morto nell'incidente. Il cordoglio della sindaca Porcu a nome di tutta la comunità. Si sono concluse solo alle prime luci dell'alba ieri le operazioni di recupero dell'auto di Antonio De Serra, 68 anni, che tutti chiamavano Antonello, il medico di Orune e radiologo in pensione che nella tarda notte di mercoledì ha perso la vita mentre era nella periferia del suo paese, dopo essere uscito fuori strada e finito nella scarpata sotto via Pigliaro. La sua vita è terminata per sempre la scorsa notte mentre la guida della sua auto si trovava all'altezza di via Pigliaro ad Orune,
qualcosa all'improvviso in quei momenti deve essere andata storta. Forse un malore istantaneo, un animale di passaggio che gli ha tagliato la strada o lo ha costretto ad una manovra azzardata o chissà che altro. Certo è che in un istante l'auto del guidatore che guidava è uscita dalla carreggiata ed è precipitata nella scarpata sottostante. Vabbè. Mala sorte. 4 nuove specie di gamberi scoperte nelle falde del Montalbo di Siniscola. Siniscola, la ricerca degli studiosi di Bruxelles con gli speleosub di Gonone. E praticamente vanno stappato questo gambero particolare, insomma, analisi e verifiche sono ancora in corso, ma dovrebbero essere almeno 4 le nuove specie di crostacei, piccoli gamberi scoperte negli acquiferi del Montalbo da ricercatori dell'Università Libera di Bruxelles, dagli Speleoclub dell'Associazione Freatiche di Gonone. Gli studi in grotta, dedicati a conoscere meglio la biodiversità nello straordinario dedalo di acque carsiche sotterranee lungo la catena montuosa che separa la Barbagia dalle Baronie, sono iniziati lo scorso anno grazie ad un finanziamento del Parco di Tepilora che gestisce la riserva della biodiversità MAP UNESCO di Tepilora. Rio Posada, Montalbo, punto centrale delle rilevazioni è la grotta di Sacconca a De Luculi. E va bene, una bella cosa. Mezzo secolo di canti e storie e orgoglio, confronto sul comparto ovino, l'attività pastorale in Sardegna, nuova edizione del disco sul lamento del suo pastore a 50 anni dalla prima uscita. Piercing e orologi da polso vietati, il Redentore punta sulla tradizione. Ha approvato il nuovo disciplinare in vista della sfilata dei costumi della festa. Il comitato tecnico artistico si occuperà della scelta dei gruppi partecipanti. No è una cosa mala, non si può, certo, fare niente, o piercing, tatuaggi in vista, eccetera, eccetera, ma viene al sente a giro in mezzo cammino, e cioè sente che spassizzanne, che non si sposta, macchina, che sono colanne, come ti capita in bici, non basta una pratezione veramente libera, cioè macchina sparcheggiata al mare, astri in toglio, sente chi lo cura sul cammino, sente chi cammina da innanzi o in mezzo a sa pratezione e a si sfilata, insomma, no, è una cosa che è andata assolutamente bene, guarda, è stata veramente la coreografia, l'immagine, totalmente, ma viene da compensatori che non pulla le abba e così via, ma no, si deve rendere invisibile, non può essere fatta questa persona a fianco a suo costume, no, assolutamente no, se no veramente poi ne perdete il significato e poi si fa che. Clima di incertezza sulla politica sarda, il PD fiduciosi, Fratelli d'Italia, legislatura finita, siamo già anni sul processo che questi statueri su questa decadenza todde in un bel collegio processuale ha applicato 60 giorni di tempo per poi emettere la sentenza. Fiato sospeso in Consiglio regionale, comandini, continuiamo a lavorare. Il campo largo punta sul conflitto di attribuzione. Il conflitto di attribuzione è stesato in un processo su 9 dell'AMP del Triulasa. La prima udienza della Corte Costituzionale sul ricorso della Giunta.
cioè praticamente la giunta ha che ricorso a si status o quale sa questione della attribuzione delle competenze della legge elettorale. Il giudice del Tribunale Civile hanno 60 giorni di tempo per decidere sul ricorso di Alessandra Todde. In teoria, a mettere chiarezza su questa vicenda che va avanti ormai da 5 mesi, potrebbe fare prima la Corte Costituzionale il 9 luglio, quindi 10 giorni prima del termine a disposizione del collegio della prima sezione civile del tribunale, cioè se uno palleggia dai pali in codu come si narra, è fissata dal presidente della consulta la discussione del ricorso proposto dalla Regione per il sollevamento del conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato contro l'ordinanza e ingiunzione del collegio di garanzia presso la Corte d'Appello di Cagliari. Cioè attribuzione di competenza in cundiera che si status per questa questione appunto di chi deve determinare la decadenza o no e in quale parametro insomma, cioè quindi il processo stanno andando in altre, ma mi pare che chi la maggioranza aspetta una risposta già positiva da questo appuntamento di chi non veste stata, cioè quindi la Corte ha applicato 60 giorni del tempo poi la sentenza, ma che renare la sentenza bel già, cioè la Corte ha già praticamente un'idea di come è andata a finire. Caso decadenza, ultimo atto, la decisione in mano ai giudici. La sentenza sul ricorso di Alessandra Todde potrebbe essere imminente. Lo scontro tra giuristi infiamma il dibattito, le tappe. Sotto i riflettori anche la sanzione da 40.000 euro per Alessandra Todde che non premene può ridurre a 4.000 euro, che è nulla, dai 40.000 a 4.000. La bomba che ha scosso la politica è scoppiata il 3 gennaio scorso, quando la Presidente della Regione Alessandra Todde è stata notificata l'ordinanza di ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello, che le contestava irregolarità nel rendiconto delle spese e dei finanziamenti elettorali. In ballo c'è non solo una sanzione di 40.000 euro, ma anche la decadenza della governatrice che si porterebbe dietro lo scioglimento dell'Assemblea sarda. Commissario dell'SL, primo ricorso, cioè gli iscritti sono stato nominato moto proprio lo commissario a nome dell'SL, è già impugnata da essi stato questa nomina, però ha pure un ricorso ha presentato da esso licenziato. Tutti i manager licenziati con la legge regionale 8 stanno preparando la causa, tutto quanto. Sassari, l'ex DG Sensi si appella al TAR, chiesto il reintegro immediato. E guerra. La guerra è scoppiata, è cominciata. Il primo ricorso contro la regione per i commissariamenti e le aziende sanitarie lo ha presentato Flavio Sensi, che è il direttore generale della SL1 di Sassari. I suoi legali romani, esperti in cause di questo genere, si sono rivolti al Tribunale amministrativo regionale chiedendo l'annullamento degli atti tramite i quali il DG è stato dichiarato decaduto e chiedono anche l'immediato reintegro. La controversia. Oggetto della controversia, spiegano, è il provvedimento con il quale la Giunta regionale sarda, con evanescenti e inconsistenti motivazioni, ha disposto l'indistinto commissariamento della ASL, la rimozione in blocco degli organi apicali e la contestuale decadenza dei DG, senza alcuna valutazione e men che meno contestazione del loro operato. Tutti i vecchi manager mandati a casa in seguito alla legge regionale 8 del marzo 2015 si stanno preparando. La strategia è duplice. Questo ricorso alla giustizia amministrativa e per gli altri 9 al Tribunale del Lavoro non esclude una rimozione degli attuali nominati. Non si esclude che anche i 2 DG
ripescati come commissari alla fine, quando la Corte Costituzionale cancellerà retroattivamente la riforma, chiederanno i danni. Cioè, quindi Sauria di distribuire crateas a essere a carico nostro, insomma, che poi il danno lo spaccamo noi che lo pone da bussacca, Todde o 5 Stelle, che ha fatto questa operazione kamikaze. Procreazione all'estero, 2 madri possono riconoscere il figlio. Sentenza della consulta. Sedda, il vuoto resta per chi partorisce in Italia e per le single. Cioè praticamente è successo che una coppia di Eminas, che una delle scale praticamente anche ingradare in maniera artificiale in fora del Stato italiano, poi questo è riconosciuto dai total 2 dal mamma. Vabbè, insomma, questa è la Corte Costituzionale, chiaramente questa cosa non potete essere poi un uomine che ha un uomine appunto non potete partorire. Quindi coppia omosessuale femminile potete costituire famiglia, coppia omosessuale maschile non potete costituire famiglia. Oh, più voli senza le tasse d'imbarco, questa è una proposta presente su PISDAS, Antonio Moro, meno tasse più voli è il titolo dell'incontro dibattito processo dalla sezione del PISDAS Alghero Torre Pintus, dedicata a Torre Pintus, insomma, de Repula pure Vistichese, insomma. In programma domani alle 17, Villa Mosca e così via. No, è un'idea mala, ma difficile da realizzare. Polizze anticatastrofi, a questo canto il visto questa assicurazione Cano, che bisogna sul manifesto appunto sulle polizze anticatastrofi. La legge approvata. Il Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto sulle polizze catastrofali. Diventano così definitive le nuove scadenze per la stipula obbligatoria dei contratti assicurativi a copertura dei danni causati da calamità naturali. Le imprese di medie dimensioni avranno tempo fino al 1 ottobre 2025, mentre quelle piccole almeno fino al 31 dicembre. Altra tangente a carico di queste imprese. Poi tu vai a che impresa? Alghero sia il primo treno ad idrogeno, è una cosa importante, finalmente questa proposta è scolata, l'innovazione, l'assessore all'ambiente, sfida concreta per raggiungere l'autonomia energetica, collegamento tra l'aeroporto con l'aeroporto, la giunta approva il progetto dell'ARS, completamente di accordo dai parteneri. Cagliari, l'arbitro dello scudetto stasera a Napoli. Cagliari l'ata con bene da perdere o da pareggiare a su massimo chi su clima e chi su Tricovezzo che veste chi su Napoli non ne scoglieva una partita giocata a Cussora, e cioè alle 20:45 a San 9 manco un quarto. Chi è che lo gira se per caso ingere la partita da Napoli? Questo è un problema che non esponimos. Se lo Cagliari in questa partita e su Napoli perdete vegai si scudetto, chi è che la gira si squadra dai Napoli? Oiai, che sono Marcos che bisogna giro, che su tifo. Kiev celebra Manuel Mameli, ma la famiglia spera nel miracolo. La sua foto nel memoriale italiano, i genitori, nessuna conferma ufficiale. In effetti non si ischiti, ma comunque onore a Isse che sta andata a combattere una guerra pensando che sia giusta, difendere una terra da un altro assennitore che il galo martoriane. Poi chi l'Ucraina non siete arina poche rostia o come tenarata Ciriaco Fede solo il Simola poche rostia da questo cioè che sul Donbass, no? Donbass non si è comportata tanto bene. Putin annuncia una visita a Donetsk. Donetsk praticamente è una delle province del Donbass
che la Russia è stata annessa, chissà volta, e che un referendum farsa. La risposta delle forze armate ucraine, blitz oltre confine nella regione di Kursk. Accuse archiviate per Luigi Caria, ex svizzero di Angelo Caria, che è tornato a combattere che sul PKK contro lo Stato islamico, cioè questo lo questo spazzoide bah, vabbè, non va più in mente tesinariana, vabbè, comunque, voglio lamentate il desi curvusi, questo adesso del Stato islamico che praticamente in marturiani è tutto la zona bassa del suo Kurdistan, è tutto la Siria e così via, parte le hanno invasa e hanno costituito tipo talebani, insomma. La regione punta sui droni per la lotta agli incendi. Il Corpo Forestale e la Protezione Civile ne avranno a disposizione 103. Verranno impiegati per attività di prevenzione e vigilanza ambientale. Certo, la tecnologia toccata la usare, canno veste. Decadenza toda al rush finale, la sentenza attesa entro 60 giorni, andiamo già ai dati. Cantine aperte nel weekend, visite, degustazioni e spettacoli. 13 aziende partecipano all'evento del Movimento Turistico del Vino, cioè il vino in Sardegna è diventando un'industria vera. E arriviamo alla politica internazionale, coppia uccisa perché è israeliana, al grido di Palestina libera. In effetti, batta un stravolgimento dessa appoggio a Palestina, che è martoriata e in genocidio da Israele. Questo non quiere narrare, spero che sul grido di Palestina libera sia giustificata che l'esastazione. Questo duo fidanzato lo hanno lasciato sapere, però una estremizzazione, una incrudescenza di questa idea giusta della Palestina libera. La tentatore è un 31enne di Chicago, sdegno in tutto il mondo. Mosca, nessun colloquio in Vaticano con l'Ucraina. Mosca che hanno visto suo corso che poteva essere costretta, era un colloquio, il loco del suo Papa, vabbè. Peskov smentisce le indiscrezioni del Wall Street Journal. Il Cremlino smentisce le indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui Russia e Ucraina avrebbero in programma un round di colloqui in Vaticano attorno alla metà di giugno. Un vertice a cui prenderebbero parte anche il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato speciale USA Keith Kellogg. Non ci sono accordi, ha tagliato corto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, facendo diretto riferimento alla questione. Sempre secondo la testata americana, Donald Trump, nel corso della telefonata avuta con il leader europeo lo scorso lunedì, dopo il suo colloquio con Vladimir Putin, avrebbe rivelato che il presidente russo non sarebbe pronto a porre fine al conflitto. Ma figurati. Gara le schiere. Sono 2 le madri dei figli delle coppie lesbiche. La sentenza della Corte Costituzionale cancella il divieto di riconoscere solo quella naturale. Vabbè. Quindi sono 2 purus isuistuelle satira. Madre di volontà, una chiamata. 2 israeliani uccisi a Washington, non abbiamo già ragionato, una cosa terribile. Netanyahu accusa Macron, Starner e Carney, irresponsabili. Beh, responsabile stesse che va un'esa motivazione, non su base di chi è condannata, su chi è criminale e fa che Macron, Starner e Carney hanno condannato su che il fa che è criminale, ma su chi ha causato questo omicidio, 2 omicidi, questo terrore, questo duo fidanzato, è chi è stesse Netanyahu, la causa.
l'ira del premier dopo il delitto, frutto della selvaggia istigazione contro lo Stato ebraico. No, questo è che istiganne contro lo Stato ebraico. Morto in Ucraina, filo diretto Selargius Farnesina, la famiglia attendiamo conferma. La foto del legionario sardo in piazza a Kiev. Negoziato in Vaticano, ma Mosca frena, e cioè l'abbiamo visto Pescovo smentiti che bapata negoziato in Vaticano. In questo terminamos, dopo 31 minuti e 7 secondi, e noi diamo torna appuntamento a casa a Samatissi. Ora, ponimos la sigla e tancatura questa musichetta naturalmente, ecco qua. Prova? Ecco, adesso. E poi non si intende più. E si intende nelle mani. Bene. A mentre il vedere di buona tutto da Bisti TV, adioso e mentre la crasi.